Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di un nuovo gameplay di Dota 2. Quest'oggi ci troviamo nuovamente nella sezione replay, pronti ad affrontare un'altra guida di un nuovissimo personaggio che è arrivato su Dota appena un giorno fa, ovvero Slark. Guardate un po' questo nuovissimo personaggio, una sorta di lucertola marina che si ritrova in top in compagnia di un mio amico denominato Simostar, che imbraccia questa bella lancia in compagnia del suo Phantom Launcher. Slark, come potete vedere dall'immagine, è una sorta di lucertola marina con un bel pugnale nella mano destra, e ci ritroviamo in compagnia di Phantom Assassin e Anti-Mage in top che ci danno un po' di fastidio. Mentre diamo un'occhiata a che cosa sta accadendo in middle, troviamo Black con Draw Ranger che si sta confrontando con questo bel Bloodseeker che a quanto pare sta cercando di dare qualche problema in middle. Mentre diamo un'occhiata in bot, dove è arrivato il primo sangue effettuato da Masterfire con questo bello sniper, un cecchino di qualità, eccolo qui. E in seguito Night Stalker che stranamente si ritrova in bot. Comunque diamo un'occhiata innanzitutto al nostro personaggio fondamentale. Tanto vedete un po' Axe appartenente alla squadra avversaria che è stato ridotto in fin di vita. Guardate che bella sciona che ha Axe in mano. Però gettiamoci immediatamente sul nostro personaggio. Eccoci qui. Slark è un personaggio molto particolare, un ruolo molto importante che gli è stato affidato, ovvero ha l'opportunità di divenire un ganker davvero molto efficace, ma alla fine della partita può diventare anche un ottimo semi-carry. Allora, diamo un'occhiata alle sue abilità principali. Innanzitutto Slark si basa su 3 abilità attive e una passiva che è stata appena adesso attivata, e andiamo proprio adesso ad analizzarla, proprio per capire questo personaggio su cosa si basa. Questo personaggio utilizza lo spostamento d'essenza, ovvero questa bella abilità passiva. Diamo un'occhiata intanto all'inseguimento del nostro eroe in modo tale da non distaccarci da lui. Vediamo dove lo ritroviamo, eccolo qui. Potete vedere che Slark ruba l'essenza vitale dei nemici con i suoi attacchi, prosciugandone gli attributi e convertendoli in agilità bonus. In pratica, ogni attacco che noi effettueremo per 15 secondi per un massimo di 120 a livello 4 avremo la possibilità di far perdere all'avversario degli attributi in modo tale da guadagnare dell'agilità. Questa bella abilità che avete appena adesso è l'abilità numero 1, ovvero la Q, Patto Oscuro, che dopo un breve lasso di tempo Slark sacrifica parte della sua linfa vitale, ovvero della sua vita, rimuovendo gli effetti negativi e infliggendo danni a se stesso e alle unità nemiche che si ritrovano intorno. Un danno pari a un massimo di 300 punti. Quindi un'abilità molto importante, soprattutto per evitare innumerevoli stun, ma soprattutto innumerevoli effetti negativi come il veleno e così via, ma anche per far danno intorno a sé. La seconda abilità per me è quella più importante, ovvero Balzo. Slark balza in avanti afferrando la prima unità che gli si pone di fronte. Tale unità subisce danni e viene incatenata. In pratica l'unità che abbiamo la possibilità di bloccare viene incatenata al terreno per 3,5 secondi e ovviamente il balzo causa appunto dei danni. Vediamo un po' adesso di provare questa nuova abilità, ed ecco che Slark si lancia immediatamente bloccando Anti-Mage, che rimane appunto con circa 10 HP e si ritrova dall'altra parte della mappa. Vedete un po' la nostra abilità che è stata molto utile, combinata con questo bel doppio danno che abbiamo ritrovato, e siamo riusciti addirittura a fregare 2 punti di agilità. Intanto vediamo un po' che ancora la situazione è molto stabile, soprattutto in bot. Potete vedere che Sniper e Night Stalker se la stanno cavando abbastanza bene. Night Stalker sta facendo abbastanza soldini per prepararsi alla prima notte, dove ovviamente sarà il suo punto di azione, mentre in middle potete vedere che la situazione è ancora molto ragionevole. Ok, diamo un'occhiata intanto in top. Potete vedere che sia Phantom Assassin e Anti-Mage, che ha recuperato un po' di vita utilizzando la sua pozione della vita e i tango, si ritrovano ad attaccare la torre principale. Per quanto riguarda l'equipaggiamento di Slark, inizialmente possiamo acquistare 3 rametti, un tango e una pozione della vita, ma in seguito è necessario completare la bacchetta magica al fine di attivare le cariche necessarie per recuperare la vita e soprattutto il mana inizialmente, che è una delle qualità che necessita di più Slark, e in seguito acquistare lo scudo dei poveri. Lo scudo dei poveri permette di avere un'ottima resistenza in mischia, soprattutto bloccare i colpi e avere più agilità, che è l'abilità fondamentale su cui si basa Slark. Bene, potete vedere intanto che in middle Draw Ranger è riuscito a scoccare un'ottima freccia in testa a Bloodseeker e mandarlo al tappeto e riuscire a guadagnare ben 1000 monetine. Ecco che Slark nuovamente ritorna in top, potete vedere, cercando di guadagnare qualche soldino uccidendo questi minion. Eccolo qui, ma a quanto pare Phantom Assassin e Anti-Mage se la stanno cavando anche loro bene, anche se non hanno accumulato grandissimi soldi. Eccoci nuovamente in giungla con il nostro caro amico Slark. Dopo che è riuscito a fare a pezzi Phantom Assassin con l'aiuto di Simostar, è riuscito a recuperare un po' di vita, tornando in middle e guadagnando un po' di esperienza facendo a pezzi qualche minion di troppo. Analizziamo innanzitutto la R di questo personaggio, ovvero la sua ultimate, la Danza delle Ombre. La Danza delle Ombre è un'attività passiva e attiva allo stesso momento, perché essa permette
permette di guadagnare HP, ovvero rigenerazione di HP nel momento in cui ci ritroviamo per esempio fuori dalla portata di vista dei nemici, quindi nel momento in cui ci ritroviamo nella giungla oppure nella nostra lane, nel momento in cui gli avversari non riescono a vederci, la nostra salute aumenta di una rigenerazione spaventosa, come potete vedere dai valori indicati qui sotto, come per esempio dal 3 al 7%, e abbiamo quindi una sorta di pozza della rigenerazione della vita integrata dentro di noi. Ma questo non è tutto, perché la R in pratica nel momento in cui viene attivata permette a Slark di divenire invisibile per ben 5,5 secondi e riuscire ad attaccare rimanendo invisibile, quindi un'ottima abilità per effettuare quindi attacchi dalla giungla in maniera tale da aiutare la lane. Comunque nuovamente in middle si sposta il trio avversario per contrastare Simostar, però a quanto pare riesce a tornare indietro silenziato dall'abilità di Bloodseeker. Intanto vediamo un po' in botto cosa sta accadendo, potete vedere che stanno cominciando a rompere le scatole, le nostre torrette si ritrovano un po' in difficoltà sia in top che in middle, anzi no, in middle la torre va abbastanza bene, comunque in top stiamo perdendo qualche colpo. Un altro oggetto molto importante per Slark è ovviamente il Sangei Asha, al fine di aumentare la nostra capacità di agilità. Attenzione che si lanciano immediatamente tutti su Drow Ranger, a quanto pare il nostro Slark si lancia in mezzo e blocca anti-mage con un bel chewing gum che lo lascia incollato al terreno per qualche secondo. Vedete un po' che adesso Night Stalker, che il suo momento si lancia all'attacco sfruttando la notte e aumentando la sua capacità di attacco, cerca appunto di fare qualcosa, ma ci troviamo un po' in una situazione di stallo dove sia Skeleton King che Drow Ranger hanno perso qualcosa, ma Night Stalker con un azzardo si lancia in mezzo, ma a quanto pare torna indietro. Adesso attendiamo tutti la R di Sniper, ovvero l'assassinio che colpirà gli avversari a una distanza davvero molto elevata al fine di eliminarli. Vediamo un po' adesso come giostreremo la situazione. Abbiamo circa 500 monetine, quindi abbastanza bene, incoraggiati dall'anello dell'aquila, l'aura di Simostar. Vediamo un po', abbiamo la rigenerazione aumentata, ottimo, davvero molto ottimo. Ed ecco che Sniper si lancia all'attacco, davvero una mossa abbastanza strana, però ci permette di ingaggiare gli avversari. Vedete un po', adesso ci lanciamo in mezzo, diamo un po' di fastidio, Anti-Mage è costretto appunto a ritornare indietro. Stiamo iniziando la partita in maniera un po' negativa, i teamfight non è che stanno volgendo al termine, ed ecco qua che un altro teamfight attacca immediatamente, si svolge immediatamente su Bloodseeker, il quale viene fatto secco dalla nostra W, la quale lo tiene incatenato al terreno, e con una doppia uccisione mettiamo a segno 568 monetine. Vediamo un po' se riusciamo a completare anche la terza uccisione, ma a quanto pare Night Stalker è riuscito a terminare la nostra serie di uccisioni. Un'ottima prestazione, vedete un po'. Siamo riusciti a bloccare sia Bloodseeker sotto il fuoco della nostra torre e a finire anche la nostra cara amica Phantom Assassin con un ottimo gioco di squadra, ovvero il nostro patto oscuro è stato fondamentale. Intanto siamo costretti a ritornare indietro, ma diamo un'occhiata alla nostra R. Guardate un po', abbiamo 30% di bonus di movimento e il 3% della rigenerazione dei massimi HP, quindi 26,3 HP al secondo nel momento in cui gli avversari non ci vedono. Guardate un po' questa abilità, è come se avessimo una pozza integrata dentro di noi. E vediamo un po', diamo un'occhiata al nostro punteggio, ben 2 uccisioni nel giro di ben 50 secondi, ottimo. Vedete un po' che adesso Sniper a causa di problemi di connessione è costretto a uscire dalla partita, però adesso dobbiamo effettuare un po' una tattica sulla difensiva. Guardate che fighi i nuovi corrieri che hanno aggiunto, guardate che figo, Naked Gravel, eccolo qui. Nel momento in cui aggiungeremo il potenziamento volante sarà molto ma molto più figo. Ok, potete vedere che la mappa adesso è tornata alla normalità, perché in questo periodo di Halloween avevano aggiunto delle nuove migliorie. Comunque vediamo un po' che Night Stalker in basso è riuscito a ottenere un'ottima uccisione. Adesso anche Drow Ranger con le sue frecce ghiacciate riesce a congelare il cervellino di Phantom Assassin e la manda al cimitero. Vediamo un po', Axe continua in basso a dare un po' di fastidio a Night Stalker, che si lancia nuovamente all'attacco, ma incoraggiato dalla brama di combattere è costretto a tornare indietro. Vediamo un po', ma ovviamente continua questo Night Stalker ad andare avanti, un po' troppo effettua troppi azzardi questo amico mio. Comunque l'attenzione la concentriamo sul nostro Slark, il personaggio fondamentale che si lancia immediatamente per cercare Anti-Mage al fine che non faccia troppi soldi per diventare troppo potente a fine partita. Ok, vediamo un po', ecco che ci troviamo in top con Black e Simostar pronti a fare qualcosa. Vediamo un po', intanto i minion nella giungla rompono un po' le scatole, questo satiro evocatore, potete vederlo. Vediamo un po' adesso che cosa accadrà.
Intanto in middle la torre avversaria non è stata appunto scalfita, la nostra in top sta per crollare, comunque ce la stiamo cavando abbastanza bene. Diamo un attimo un'occhiata alle statistiche dei colpi di grazia e negazioni, siamo riusciti a effettuare ben 17 colpi di grazia e 6 negazioni, ce la stiamo cavando bene anche farmando farmando i minion, quindi molto ma molto bene. È importante, attenzione che sono stati completati gli scarponi della potenza e vediamo un po' anti-mage dal retro, cerca di fare qualcosa, ovviamente noi non ne eravamo a conoscenza, in questa modalità replay è possibile notare tutte le sfaccendature della mappa. Però Night Stalker, vediamo un po' cosa sta accadendo, la sua vita è quasi al termine, Axe lo rincorre come un mastino inferocito con la sua bella Shona in compagnia di Skeleton King che attende lo stun. Vediamo ad Axe riesce a fare qualcosa, continua ad inseguirlo, attende la seconda abilità ma ovviamente manca di mana ed è costretto a tornare indietro. Vediamo un po' in top cosa accade mentre ci siamo lanciati nuovamente indietro. Ecco che Slark continua ad attaccare anti-mage, ovviamente siamo costretti a tornare indietro con appena 218 HP, ma a quanto pare Simostar riesce a compiere un'ottima uccisione proprio per l'incompetenza di anti-mage che ci segue proprio sotto la torre. Eccoci ragazzi, in circa 5 minuti di pausa il nostro sniper è riuscito a ritornare, potete vederlo in alto a sinistra che è ritornata la sua bella faccina e lo ritroviamo adesso in bot che sta per arrivare, ci troviamo un po' in difficoltà, infatti ci stavano per gettare le torri a terra, infatti adesso siamo costretti a fortificare con il glifo della fortificazione in top. Vediamo un po' cosa sta accadendo. Bloodseeker, anche colpito dalla torre, riesce a mettere a termine un ottimo attacco e guadagnare 400 monetine distruggendo la torre in top. Vediamo intanto in middle cosa sta accadendo, la torre è un pochino scalfita ma a quanto pare la situazione fondamentale è in bot. Vedete un po' il nostro Slark sfruttando la sua R, vediamo se riuscirà ad attaccare sia Axe che Skeleton King, vediamo un po'. Stiamo per completare anche il Sangayash, abbiamo completato la fascia della pelle elfica, la quale ci consentirà di avere 6 punti di agilità in più in modo tale da essere molto più veloci, avere molta più armatura e soprattutto molta velocità di attacco. Ed ecco che ci lanciamo all'attacco bloccando Axe all'interno di un chewing gum di colore viola e ottenendo un ottimo assist siamo riusciti a metterlo al tappeto. Adesso l'obiettivo è Skeleton King, lo inseguiamo e a quanto pare tramite un'ottima abilità forse lo mettiamo al tappeto, vediamo un po', ottima uccisione, siamo in una furia omicida, molti soldi utilissimi per il nostro equipaggiamento. Diamo un'occhiata adesso, un ottimo lavoro soprattutto di Night Stalker, facciamo i complimenti a questo ragazzone che ci ha permesso appunto di bloccare Skeleton King. Adesso ci buttiamo sopra di Anti-Mage e con il nostro chewing gum completiamo una bella seconda uccisione, un po' un errore da parte di Anti-Mage, non doveva gettarsi immediatamente su di noi, però forse pensava che non c'era nessuno a parte Night Stalker. Adesso un po' Blacko si ritrova in difficoltà, Draw Ranger in compagnia di Apple e di Bloodseeker, vedete un po' la mettono al tappeto, però siamo costretti adesso a tornare indietro, vedete un po' perché siamo un po' senza mana, senza vita e quindi l'unica opportunità è quella di tornare in base a rinfrescarci le idee. Con 121 di attacco base per adesso ce la stiamo cavando abbastanza bene, abbiamo circa 80 punti, vediamo un po', sì, 85 punti di agilità, vedete un po' ce la stiamo cavando abbastanza bene, rubando ben 33 punti di agilità. Questo personaggio è davvero un vero e proprio ladro di caratteristiche. Ok, diamo un'occhiata adesso alle statistiche morti e aiuti in modo tale da avere una situazione molto più ampia. Tanto in botto cosa sta accadendo? Vedete Night Stalker che continua a studiare gli avversari nelle loro minime sfaccendature, Axe e Skeleton King. Guardate un po' che figa questa bella spada di Skeleton King. Mi sta piacendo adesso molto Dota in questi ultimi periodi perché stanno aggiungendo davvero molte personalizzazioni dei personaggi, dei corrieri e soprattutto degli oggetti. Abbiamo la possibilità addirittura di sbloccare guardiani osservatori. Più avanti se ne piazzeremo qualcuno vi spiegherò che cosa sono, ma magari se abbiamo l'opportunità di beccarne qualcuno vedremo, molto molto più personalizzabili del solito. Intanto Simostar con ben 15 HP riesce a fuoriuscire dall'ambiente ed ecco che Slark si lancia all'attacco completando un altro bell'assist e mettendo a terra il nostro caro amico Bloodseeker. Vediamo un po', attivando la R siamo riusciti addirittura a divenire invisibili, soprattutto per non essere bersagliati dagli avversari. Attacchiamo nuovamente Skeleton King con questa bella spadona, mi sembra un po' quella del principe di Persia nel capitolo 2, spirito guerriero, guardatelo che figo. Ha addirittura preso la runa del doppio danno, quindi avrà l'attacco base potenziato del 100%, una vera e propria rottura di scatole. Comunque, vediamo un po' il nostro Slark che cosa è riuscito ad acquistare. Bene, abbiamo acquistato la ricetta dello Yasha, utile, utilissimo. Adesso vedremo se Sniper e Draw Ranger, ovvero i due ranged della squadra, continueranno a dare un po' di fastidio. Vedete un po', sia Draw Ranger che Sniper colpiscono gli avversari dall'altra parte, riescono quindi a metterli al tappeto. Spero ragazzi che questa guida vi possa piacere su questo Slark che è un nuovissimo personaggio e visto che è nuovo magari avere un po' di orientamento può essere molto importante visto che ancora non si conoscono le strategie da utilizzare con questo personaggio. Una prossima guida che caricherò, visto che
me ne avete chiesta qualcun'altra, è la guida sul Razor, ovvero un altro ganker per eccellenza che caricherò più avanti. Però per adesso concentriamoci su questo nuovo personaggio. Nel momento in cui arriveranno altri personaggi ovviamente avrò modo di farveli vedere. Ecco che attacchiamo nuovamente Skeleton King grazie alla sua ultimate, ovvero vediamo un po', la reincarnazione riesce a resuscitare spendendo solo 140 punti di mana. Ed ecco che Phantom Assassin si lancia nuovamente nei nostri confronti e siamo costretti a tornare indietro, però a quanto pare Draw Ranger un po' sfortunata perché Skeleton King è riuscita a mettere a segno la sua Q, ovvero l'esplosione infernale, riesce a stunnarla. Comunque una partita che si sta svolgendo molto ma molto bene, siamo in vantaggio di uccisioni ma gli avversari sono in vantaggio di torrette, sono riusciti a fare fuori la torre in top, quindi ce la stiamo cavando abbastanza bene. Ok, vediamo un po' cosa stiamo completando. Abbiamo acquistato addirittura la ricetta del sangue, stiamo completando quindi il nostro sangue Yasha e in seguito acquisteremo il bastone del Re Nero. Intanto Slark si lancia nuovamente all'attacco bloccando Bloodseeker al terreno e completando un'ottima serie di mega uccisioni, mettendo al tappeto grazie a un ottimo aiuto di Simustar questo ragazzone Phantom Assassin. Vediamo un po', continua Anti-Mage in mezzo a rompere un po' le scatole, ecco gli avversari attuano una tattica un po' difensiva per ritornare indietro. Vedete un po' come è utile rubare l'agilità, perché l'agilità, più agilità rubiamo più abbiamo resistenza, perché la nostra difesa ovviamente aumenterà. Ok, vediamo se diamo un'occhiata, c'è la bella runa della rapidità che ci sarà molto utile più avanti. Nel momento in cui raccoglieremo abbastanza soldini acquisteremo il bastone del Re Nero. Il bastone del Re Nero vediamo se abbiamo l'opportunità di beccarlo e nel momento in cui lo comprerò vi farò analizzare in particolare tutte le sue sfaccendature. In pratica il bastone del Re Nero permette al nostro personaggio di essere immune alla magia, quindi non può essere bersagliato dalla magia per ben 10 secondi inizialmente fino ad arrivare a un minimo di 5 ed è molto utile per il nostro personaggio perché nel momento in cui si butta in mezzo al fine di catturare qualche bersaglio e quindi farlo rimanere intrappolato nella sua, come possiamo dire, nel suo chewing gum, è molto utile perché non può essere bersagliato dalle magie e quindi non può essere toccato per ben 5 secondi. Molto ma molto utile. In seguito può essere una buona combinazione e alla fine del bastone del Re Nero attivare la danza delle ombre. Quindi vedete un po' che in mezzo avviene un bel teamfight, il nostro personaggio si ritrova un po' imbottigliato in mezzo ai rottami, guardate un po', attivando la sua R riesce a fuoriuscire da un teamfight che poteva essere davvero molto ma molto negativo. Infatti siamo riusciti a perdere 2 alleati ed ecco che forse anche il terzo, potete vedere che Masterfire viene colpito dallo squarcio di Bloodseeker ma a quanto pare riesce a rifugiarsi dietro la torretta. Ma a quanto pare Phantom Assassin molto ma molto azzardata riesce ad andare in avanti. A quanto pare Bloodseeker, anche lui una squadra davvero piena di azzardi. Simonstar riesce a mettere a segno un'ottima serie di uccisioni che ci fa salire a 19 uccisioni. Intanto Sniper riesce a fuggire ma a quanto pare il veleno, chiamiamolo un po', le ferite di Bloodseeker lo mettono al tappeto. Ok, diamo un'occhiata a cosa sta accadendo in bot, vediamo un po' la nostra torretta un po' messa in brutte condizioni. Intanto in top anche i minion stanno arrivando e stanno distruggendo il tutto. Vedete un po' che anche Skeleton King si sta potenziando abbastanza, è riuscito ad acquistare il bracciale di Morrigan, quindi abbiamo una squadra contro molto ma molto equilibrata. Forse un po' questo Axe, anzi no, Axe forse sarà l'elemento più importante della squadra, guardate un po'. Dove ci troviamo? Ok, in giungla stiamo sfruttando la nostra R principale per guadagnare velocità di movimento, come potete ben vedere, ci diamo da fare per arrivare in middle e quindi distruggere questi dannati ometti che si fanno avanti. Bene, diamo un'occhiata che Draw Ranger sta tornando in mezzo, si sta rinfocillando il gruppo, intanto potete vedere che gli avversari continuano ad attaccare per distruggere la nostra torretta principale ed è sarà un vero problema perdere la torretta principale perché gli avversari avranno modo di guadagnare abbastanza soldi per potenziarsi, soprattutto per farci fuori le altre torrette. Però abbiamo la nostra Draw Ranger che con delle ottime frecce ghiacciate riesce a mandarli appunto via. Vediamo un po' intanto cosa sta accadendo. Raccogliamo dal nostro bel corrierino questo Naked Gravel qualcosa, vediamo un po' la ricetta del nostro, anzi no, il nostro Yasha. Diamo un'occhiata al nostro Yasha, che cosa in pratica ci dà per concepire quindi il nostro personaggio nella maniera migliore. Ci dà 16 punti di agilità, 15 velocità di attacco e altri 10 punti di velocità di movimento. Ottimo. Intanto sotto la torre avversaria di middle potete vedere che Simonstar Black e Masterfire continuano a dare un po' di fastidio agli avversari che si riescono a difendere in una maniera davvero ottima, potete ben notare. Intanto in top possiamo trovare Night Stalker che sta effettuando una partita un po' particolare. Non so perché non ha acquistato la bottiglia al fine di guadagnare le bottiglie, sì, le bottiglie, le rune principali all'interno del contesto del fiume, che come potete vedere è stato rimodellato sotto il suo aspetto originale. Durante le partite di Halloween era stato ben descritto con un ottimo rosso sangue, però adesso potete vedere che è tornato il suo splendore originale
originale, lo preferisco così. Comunque Night Stalker, diamo un'occhiata, si sta comportando discretamente, è riuscito a completare 6 assist, non so che cosa ha intenzione di fare in giungla, comunque ha guadagnato anche 2 uccisioni. Ed ecco che ci troviamo in middle adesso completando un'ottima serie di uccisioni e siamo riusciti a mettere a segno anche la distruzione di questa torretta. Intanto noi ci ritroviamo in combattimento con Phantom Assassin, un ottimo colpo da parte del nostro Slark che la riesce a mettere al tappeto con un'ottima mossa. E wow, maniaco omicida, ce la siamo vista davvero brutta, ragazzi. Phantom Assassin è un personaggio molto pericoloso per il nostro Slark, perché permette, tramite l'utilizzo dei colpi critici, ovviamente delle sue piccole lame che andranno a coprire le sue braccia, di fare a pezzi il nostro personaggio in un ben che non si dica, visto che dispone di appena 1119 punti vita. Guardate un po' la vita come si ricarica velocemente, 57 punti vita adesso, 57 punti di vita al secondo, e siamo stati davvero molto fortunati perché abbiamo avuto la possibilità di utilizzare la nostra bacchetta magica che aveva accumulato ben 15 cariche e siamo riusciti a mettere a segno un'altra uccisione che ci porta a ben, vediamo un po' dove è il nostro punteggio, 707. Ed eccoci che nella giungla andiamo ad affrontare la situazione, ci lanciamo all'attacco un po', ho effettuato un bel fail, non mi sono lanciato sopra gli avversari, comunque questa era la mia seconda partita con Slark, volevo capire benissimo come funzionava il tutto e comunque Simonstar riesce a mettere a segno un'altra uccisione, vedete un po' Anti-Mage come rimane bloccato, adesso sopra Skeleton King che resuscita per ben 2 volte e mettiamo a termine un'ottima combo con l'assassino di Sniper che mette fine alla vita di Anti-Mage. Potete vedere che gli avversari hanno una squadra completamente formata da Carry, abbiamo Phantom Assassin, Carry è sinonimo di colui che fa uccisioni, ovvero cerca di effettuare delle uccisioni a inizio partita, effettuare numerose azioni di farm, ovvero guadagnare numerosi soldini, per diventare poi forte a fine partita, come per esempio abbiamo l'esempio di Anti-Mage, abbiamo l'esempio di Skeleton King e anche di Phantom Assassin. Il team avversario è anche composto da un bel Durable, una sorta di tank, un personaggio che può assumere innumerevoli colpi. Analizziamo un attimo questo concetto, ragazzi, vedete un po' Slark colpito dallo squarcio di Bloodseeker, che più il nostro personaggio si muove più gli viene inflitto danno, che in pratica a compensare troviamo la nostra R che permette di aumentare gli HP mentre Bloodseeker ce li diminuisce, quindi l'abilità pratica è inutile su di noi, quella di Bloodseeker. Un ottimo compenso che infatti quando mi ritrovavo in partita i miei compagni mi dicevano stai fermo, ma alla fine la nostra R è davvero qualcosa di fenomenale che ci permette di rimanere vivi in battaglia non so per quanto tempo. Intanto Night Stalker si ritrova circondato dagli avversari, sia Anti-Mage con il suo teletrasporto che anche Phantom Assassin cercano di afferrarlo, ma a quanto pare il Cavaliere Oscuro riesce a tornare indietro. Hanno migliorato con un'ultima patch soprattutto l'apparato estetico del Night Stalker, potete vedere che hanno aggiunto anche queste belle ali di color rosso-blu che sono molto più fighe da vedere. Ok, ed ecco che assume la runa dell'illusione soprattutto per dare un po' di disorientamento agli avversari. Vediamo un po' se Bloodseeker ci casca come uno stupido. A quanto pare Bloodseeker è un personaggio molto esperto, il giocatore sarà molto esperto. Intanto gli avversari cercano di dare un'occhiata a Roshan, soprattutto Axe, che come vi dicevo è un Durable, ovvero un personaggio che può assorbire tanti colpi perché detiene di un'ottima difesa soprattutto inizio partita e può causare molti danni soprattutto nell'early game, cioè all'inizio della partita. E come potete ben vedere la nostra squadra è molto diversa dalla loro. Noi abbiamo un hard carry, un personaggio che è simile a quello di Phantom Assassin, cioè deve fare molti soldi all'inizio per diventare molto potente alla fine. Attenzione che intanto Phantom Assassin si lancia immediatamente al di sopra di Drow Ranger e la mette al tappeto, ma ecco che Simonstar con un'ottima mossa riesce a bloccare Apple, ovvero Phantom Assassin. A quanto pare il nostro caro ragazzone Slark nuovamente in centro è riuscito a dare un po' di fastidio, ma a quanto pare gli avversari adesso stanno ottenendo la meglio perché sono in sovrannumero. Vedete un po', continua il nostro Slark dopo aver guadagnato numerevoli punti di mana a rompere un po' le scatole a Bloodseeker che si salva con ben 6 HP, mamma mia, eccolo qui, guardate che scappa in avanti e siamo costretti a prendere la via a sinistra per ritornare indietro. E vedete un po' che Apple, ovvero vediamo un po' questa Phantom Assassin sta ottenendo davvero un ottimo rendimento con bel 2000 soldini, se la sta cavando abbastanza bene. Un po' baciati dalla fortuna adesso, guadagnando la runa dell'invisibilità siamo riusciti a ritornare indietro sotto le grinfie di ben 3 avversari. Ok, vediamo un po' se riusciamo a difendere la torre in middle, che adesso la partita è diventata molto più interessante. Nelle prime fasi del gioco vi faccio vedere un po' il personaggio come va settato, soprattutto come viene descritto, però adesso ci lanciamo immediatamente nella sua più completa funzionalità. Vediamo adesso se riusciamo ad ottenere il supporto di Simonstar. Adesso ci gettiamo immediatamente con la R, essendo invisibili agli avversari, bloccando Axe all'interno di questo bel chewing gum viola, e ovviamente anche Apple viene fatta fuori. Vediamo un po', forse non ne sono sicuro, non mi ricordo. Ottimo, vediamo un po' se riusciamo a mettere a segno anche questa bella doppia uccisione. Meno male, wow, siamo riusciti a perdere la torre in mezzo, però a completare un ottimo lavoro che ci ha permesso di completare sia il Sangheyashi e adesso il bastone del Re Nero. Abbiamo rubato ben 51 punti di agilità
velocità, ragazzi, potete vedere che siamo arrivati a circa 120-130 punti, quindi abbiamo una difesa fenomenale accompagnata da un'ottima velocità di attacco. Ok, torniamo indietro ovviamente con il nostro, come possiamo dire, con il nostro salto. E ovviamente possiamo ritrovare Simostar e Master che si ritrovano alla torre avversaria. Intanto ecco lo squarcio al di sopra di Sniper, che ovviamente viene accompagnato da due bei colpi di pugnale da parte di Anti-Mage che lo mettono al tappeto, ma ovviamente erano in sovrannumero, è stato costretto a ritirarsi. Il nostro team, come vi dicevo, ragazzi, è molto ben diverso per quanto riguarda il team avversario. Abbiamo ben un ganker, ovvero il nostro Slark, che si sta precipitando immediatamente con 522 punti di velocità, che è un ganker per eccellenza. Ritroviamo anche Simostar con il Phantom Launcher, che è un vero e proprio pusher, data la disponibilità delle sue copie. Nel momento in cui effettua un colpo ha il 12% di probabilità di guadagnare una copia, simile a se stesse, quindi un ottimo pusher, ovvero colui che deve distruggere le torrette e gli edifici, come questi che potete vedere nella base. E inoltre abbiamo Night Stalker, che è un altro ganker per eccellenza, seguito da Draw Ranger e Sniper, ovviamente altri due carry. Ovviamente in questa partita non abbiamo nessun disabler, ovvero nessuno che ha la possibilità di stunnare, però ce la stiamo cavando abbastanza bene. Se vogliamo considerare la nostra W come un vero e proprio stun, possiamo anche farlo, però è un'abilità molto complicata, perché come tutte le altre abilità dei personaggi, come per esempio, facciamo un esempio, diamo un'occhiata, adesso non mi viene in mente quasi nulla, come per esempio l'uncino di Pudge. Pudge è il personaggio che ho fatto vedere nel primo gameplay, permette di afferrare un bersaglio con l'uncino, ma vi è un particolare segnale per mandare via l'uncino. Invece il nostro Slark salta in avanti appunto senza nulla, praticamente nella direzione in cui è rivolto, quindi è molto difficile utilizzare questa abilità. Ed ecco che ci lanciamo in mezzo un po' rubando un'uccisione con la nostra abilità passiva, continuiamo a rubare molta agilità. Adesso Skeleton King è riuscito a vederci, vediamo un po', non so perché non mi ha stunnato, però grazie al nostro balzo riusciamo a tornare vicino a Simostar, che a quanto pare viene colpito dallo squarcio di Bloodseeker e portato al tappeto. Adesso che ci lanciamo immediatamente sopra Bloodseeker, che ci fa un 1 contro di noi, ma a quanto pare ci saltiamo addosso del ragazzone come dei mastini inferociti, ma siamo costretti a tornare indietro perché ovviamente gli avversari sono in sovrannumero e non ce la potremo fare. Stiamo completando un'ottima serie di uccisioni, ben 10-0-11, davvero un ottimo lavoro da parte del nostro caro amico. Fatemi sapere, ragazzi, le vostre opinioni su questo personaggio, che quindi è un nuovo personaggio che va a ricoprire l'intero inventario di personaggi di Dota 2. Ve ne farò vedere altri nel momento in cui usciranno. Comunque vi ho detto che a breve farò vedere una guida al di sopra di un altro bel personaggio, visto che ho visto che siete molto interessati a questo game. Ok, abbiamo accumulato ben 10 cariche nella nostra bacchetta. Adesso che vediamo un po' che sia Night Stalker si lancia immediatamente su Anti-Mage e Phantom Assassin in compagnia del nostro caro Slark, che riesce a completare una doppia uccisione. Vediamo un po' se riusciamo a completare la triple kill. Wow, siamo riusciti a farne 3. Eravamo addirittura in inferiorità numerica, a quanto pare. Adesso siamo diventati una vera e propria minaccia per gli avversari. Nel momento in cui ci vedono davvero si domandano se devono scappare oppure rimanere. Ovviamente il nostro Sange ci dà moltissima agilità. Diamo un'occhiata, potete vedere Skeleton King che ha tentato di farsi Roshan e soprattutto ci è riuscito. Adesso guardate un po', con appena 22 HP è costretto a tornare indietro. Diamo un'occhiata al nostro Slark, eccolo qui. Vediamo di tornare sull'inseguimento, eccolo qui. Bene, vi dicevo, guardate un po' il Sangue Asha, dona la probabilità ad ogni attacco di rallentare la velocità di movimento, quindi utilissima per bloccare gli avversari, di ben del 30%, quindi in pratica gli avversari sono rallentati di molto per quanto riguarda questa abilità. Ed ecco che con la R ci lanciamo nuovamente in mezzo, gli avversari non hanno la possibilità di vederci. Adesso facciamo un attimo un passo indietro per bloccare Skeleton King dove si ritrova. Eccolo qui, potete vedere un po', rimasto ormai bloccato, probabilmente resusciterà 3 volte per le gire dell'immortale guadagnata da Roshan, la quale consegnerà al personaggio che la prenderà una particolare immortalità per un turno. E intanto potete vedere che siamo costretti a ritornare indietro proprio per la carenza di mana. Forse un difetto di questo personaggio c'è, ovvero è un personaggio che non può fare tutto da solo, ovvero è un personaggio molto versatile, però tutto da solo non può farlo. Ha bisogno di un'ottima squadra, ovvero non è un personaggio tipo Chaos Knight, Ursa, che possono fare tutto da soli nel momento in cui fanno tante uccisioni e tanti soldi. Abbiamo fatto 13 uccisioni, certo, 0 morti, però ovviamente la resistenza di questo personaggio è ovviamente limitata, non può farcela da solo contro ben 2-3 avversari e ha bisogno sempre di un'ottima squadra, perché il suo ruolo è quello di catturare un personaggio all'interno della gomma da masticare, fare un po' di danni e lasciare che gli altri avversari lo finiscano, ma
Ovviamente se riesce a farlo lui, ottimo. Comunque potete vedere che siamo riusciti a completare il bastone del Re Nero, eccolo qui come vi dicevo, garantisce immunità alla magia, durata e ricarica diminuiscono con ogni uso e alcune ultimate possono comunque disabilitarle, nonostante l'effetto del bastone del Re Nero. Comunque è un oggetto che ci consegna anche danno e forza. Vediamo un po' in middle, potete vedere che gli avversari stanno attaccando nuovamente, ritroviamo, ecco vedete un po' la nostra Q può essere utilizzata anche per farmare, farmare come vi ho detto è sinonimo di uccidere minion, minion sono questi ometti, li chiamo un po' alla League of Legends perché sono molto abituato, questi creep al fine di guadagnare soldini. E intanto abbiamo accumulato ben 1140. Arrivati in questa situazione ragazzi, ovvero late game, abbiamo la possibilità di effettuare tante possibilità. Possiamo decidere di caratterizzare il nostro personaggio sotto un ambito, come possiamo dire, un ambito difensivo, un ambito offensivo, oppure un ambito, come possiamo dire, un ambito di aiuto alla squadra. Io direi che io anzi consiglio a secondo tanto delle probabilità dell'opzione che si ha nel momento in cui si va a guardare l'altra squadra. Io questo personaggio adesso lo setterò in maniera difensiva, ovvero acquisterò la sfera di Lincoln. La sfera di Lincoln è un particolare oggetto che permette di annullare una magia che viene effettuata sul personaggio. Adesso vi farò vedere, in modo tale da ottenere soprattutto più resistenza in battaglia, perché più tempo rimarremo in battaglia, più danno saremo capaci di effettuare, perché grazie alle nostre abilità che hanno un cooldown davvero molto inferiore al solito, ovvero appena 6 secondi per il patto scuro, quindi fate conto 300 di danno ogni 6 secondi, fanno davvero molto male, e in seguito anche il balzo, 8 secondi, un'abilità molto importante che come potete vedere riesce a bloccare anche entro un certo raggio. Vedete Anti-Mage col teletrasporto è rimasto addirittura bloccato. Siamo riusciti ad accumulare ben 1898 punti vita. Adesso col bastone del Re Nero gli avversari non ci potranno toccare, siamo riusciti a mettere a segno anche un'ottima uccisione e soprattutto numerevoli assist per i nostri alleati. Ecco che blocchiamo addirittura Skeleton King dentro un'altra nube di fumo e adesso ci troviamo contro 3 personaggi. Vediamo un po' che cosa accadrà. Phantom Assassin cerca di inseguire Master Fire che con un ottimo utilizzo della lama dell'ombra riesce a mimetizzarsi e con un'altra doppia uccisione mettiamo a segno qua 1500 monetine che ci hanno permesso di comprare il giavellotto per la composizione appunto dell'oggetto che vi farò vedere più avanti. Ok, un'ottima prestazione del nostro Slark che adesso si lancia nuovamente sopra Anti-Mage tramite il teletrasporto, cerca di andare via, vedete un po' adesso riesce appunto a fuggire o forse no, vediamo un po' se riusciamo a prendere il nostro balzo. Un po' ingenuo questo Anti-Mage, io di solito quando mi ritrovo Slark davanti cerco di effettuare dei tagli a zig zag al fine che non mi prenda. Vedete un po' che anche Bloodseeker cerca di attaccarci, ma a quanto pare la nostra abilità, la R, ci mette al sicuro mettendolo appunto fuori uso. Che dire ragazzi, è un personaggio molto importante, la mia opinione è che averlo in squadra e ad avere un giocatore che sa usarlo nella maniera ideale e davvero non si lascia scampo agli avversari che davvero all'inizio hanno bisogno di tanti soldi, come per esempio Anti-Mage, Phantom Assassin e Skeleton King. Davvero un'ottima partita che stiamo svolgendo. Adesso gli avversari si trovano più su una fase difensiva, abbiamo preso il largo anche se all'inizio c'era stato qualche problemino, non eravamo riusciti a sintonizzare le azioni, adesso siamo riusciti a completare finalmente gli oggetti che verranno accumulati. Adesso potete vedere che invece della sfera di Lincoln ho effettuato un piccolo errore, ho comprato lo spaccacrani, un errore giustificato perché lo spaccacrani non è del tutto inutile su Slark. In pratica lo spaccacrani cosa fa? Ci dà altri 40 punti di danno, però permette anche di stunnare l'avversario per 1,4 secondi, quindi molto utile soprattutto nel momento in cui noi facciamo la W, quindi ci lanciamo all'avversario, di stunnare gli altri che sono intorno e quindi è molto utile. Ed ecco che adesso avanziamo con i nostri creep in avanti, potete vedere che stiamo mettendo a segno altri last shot sui minion in modo tale da guadagnare altri soldini, ma comunque adesso è ovviamente netta la nostra prestazione, siamo riusciti a effettuare 16 uccisioni, 0 morti e 14 assist. Adesso però ritroviamo anche Anti-Mage e il nostro Skeleton King. Avrei potuto affrontarli ragazzi. Adesso che vediamo Master Fire che si ritrova un po' in difficoltà e adesso siamo costretti a ritornare indietro perché non avevo modo di aiutarlo, ma grazie alla lama dell'ombra riesce a tornare indietro. La prestazione di Sniper in questa partita ovviamente come avete potuto vedere non è stata brillante, ma proprio per i suoi problemi di connessione che all'inizio l'hanno obbligato addirittura a ritornare al menu principale e soprattutto uscire da Dota. Comunque siamo riusciti a ottenere una ottima prestazione. Vediamo un po' adesso cosa sta accadendo. In top ritroviamo una bella immagine di Simostar. Ovviamente la partita adesso si sta volgendo al termine. Night Stalker, diamo un'occhiata a quello che si è riuscito a completare, vediamolo un po', non riesco mai a beccarlo. Mi avete chiesto ragazzi se effettuerò qualche partita in live su Dota
Certo, nel momento in cui avrò la possibilità vi farò vedere una bella partita in live, magari con qualche altro personaggio, e per adesso sto effettuando partite registrate proprio per illustrare il personaggio in tutte le sue funzionalità e quindi una vera e propria guida al meglio del personaggio stesso, perché nel momento in cui effettuerò un live mi concentrerò più sulla battaglia. Comunque diamo un'occhiata, abbiamo effettuato ben 36 uccisioni, 25 da parte degli avversari, quindi un'ottima prestazione. Adesso gli avversari un po' si daranno alla caccia di noi stessi, vedete un po' tutti e 5 si ritrovano in mezzo, effettueranno una sorta di attacco finale il quale li metterà metterà a termine alla loro resistenza, perché nel momento in cui loro attaccheranno adesso noi li faremo fuori, o almeno me lo auguro, perché non mi ricordo principalmente come accadrà. Intanto ecco che Slark si lancia immediatamente all'attacco, vede Anti-Mage solo e lo manda, lo blocca appunto con un ottimo utilizzo dello spaccacrani e lo lascia quindi in balia delle sue lame. Intanto Axe potete vedere che ormai si lancia all'attacco nonostante la sua armatura viene fatto fuori. Davvero un ottimo lavoro di squadra, vediamo se adesso riusciamo a gettarsi al di sopra degli avversari. Ecco che ci attiviamo nuovamente la nostra R, guadagniamo innumerevole velocità di movimento, riusciamo a bloccare gli avversari, vediamo se Skeleton King ha la reincarnazione, ma a quanto pare no, vediamo un po' 2 contro 3 ragazzi, gli avversari sono costretti a tornare indietro, però ci fanno anche qualche bel punto di danno, ci hanno ridotto a metà vita. Potete vedere che il Phantom Assassin appunto durante la partita era il personaggio che temevo di più a causa dei suoi colpi critici che ci davano davvero molto ma molto fastidio. Comunque ragazzi, siamo giunti ormai al termine della partita, adesso toccherà solo alle nostre belle lame, alle mani di Night Stalker, al fucile di sniper, mettere al termine queste belle torrette avversarie. Vedete che Skeleton King ormai un po' colmo di follia cerca di buttarsi all'attacco, un attacco un po' disperato perché non ha possibilità di fare niente, essendo solo contro 5, e abbiamo la possibilità quindi di distruggere le caserme avversarie mettendo quindi al termine un ottimo apparato, un ottimo gioco di squadra come avete ben potuto vedere. 19 uccisioni sono state fondamentali per il nostro personaggio che come potete vedere si è riuscito a fare innumerevoli oggetti. Vediamo un po' adesso gli avversari cosa hanno intenzione di fare. Axe si lancia all'attacco con la sua abilità e noi ci lanciamo addirittura dentro il Nexus per afferrarlo, ma a quanto pare riusciamo con un ottimo aiuto di Night Stalker a metterlo al tappeto, anzi non sono sicuro che riuscirà a scappare, vediamo. Eccolo qui ovviamente messo al tappeto nuovamente e anche Anti-Mage è costretto a scavarsi la bella fossa e a ritirarsi quindi indietro. Vediamo un po', addirittura continua questa bella Phantom Assassin a dare un po' di fastidio a Night Stalker, che poteva essere molto ma molto più competitivo in questa partita ragazzi, solo se avesse giocato nella maniera ideale. Comunque è stato anche lui di fondamentale importanza, solo se gli avversari fossero stati un pochino più coordinati davvero avremmo avuto qualche problema in più. Comunque vediamo un po' che ormai la partita è terminata, Black con il suo arco di colore azzurro riesce a terminare quindi attenzione, forse no, forse lo riescono a fare a pezzi, ma a quanto pare la partita ormai come potete vedere è riuscita a completarsi, ormai siamo riusciti a definire questo ottimo punteggio. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che questa guida vi sia servita per concepire, quindi per capire questo personaggio un po' come viene utilizzato. Questo è appunto il mio punto di vista sul personaggio, il mio assetto ideale, potete prendere spunto appunto su questo personaggio stesso per capire come viene utilizzato e quali sono le strategie migliori al fine di ottenere un'ottima prestazione. Ci vediamo ragazzi al prossimo gameplay, vediamo un po' adesso, probabilmente nei prossimi giorni arriveranno nuove tappe su Euro Truck Simulator 2, quindi andremo a ricoprire numerosi carichi, ho visto che questo gioco vi sta piacendo davvero molto, e tra 5 giorni circa arriverà Hitman Absolution, pronti a far partire una nuova serie. Qui è tutto ragazzi, un salutone dal nostro caro amico Slark, come potete ben notare guardate la sua faccina, continua a sbavare probabilmente per la sua prestazione fenomenale. Che dire ragazzi, un saluto da parte del vostro Edward Van Helgen, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate per quanto riguarda questo gameplay, magari tramite un vostro commento per quindi esprimere il vostro pensiero o magari un voto. Ciao a tutti ragazzi.